Dal giugno scorso è sindaco di Cammarata. Eletto alle ultime amministrative, Vincenzo Giambrone, ex deputato regionale, oltre che l'appoggio dei suoi concittadini, ha anche dovuto superare l'ostacolo del Tar Sicilia, che proprio la settimana scorsa l'ha confermato nella carica rigettando il ricorso presentato dal suo avversario Vincenzo Carità, battuto sul filo di lana. Abbiamo lavorato con l'ENA, vero è che è stato alquanto fastidioso perché qui a Cammarata non ci appartiene, ecco, il sospetto, il voler comunque per forza di cose raggiungere traguardi a cui la gente non ha consentito di poter arrivare. Noi per quel che ci riguarda abbiamo lavorato, dicevo, con massima velocità, con tutto l'entusiasmo che ci appartiene. Siamo riusciti a dare grosse risposte al territorio ed ancora siamo all'inizio. Una decisione che ha dato impulso al sindaco Giambrone e alla sua amministrazione impegnati nell'affrontare e nel risolvere i problemi di Cammarata. Abbiamo contenuto al massimo la spesa, stante le difficoltà finanziarie di tutti gli enti locali, ivi compreso il Comune di Cammarata ovviamente. E però per quanto riguarda la prospettiva, per quanto riguarda la progettazione, abbiamo già fatto diverse iniziative. Abbiamo puntato sul centro storico, sulla viabilità esterna più che interna, perché Cammarata ha un vastissimo territorio agricolo, le cui strade sono veramente disastrate e stiamo noi puntando le poche risorse che abbiamo, ma tutte le risorse o quasi tutte le risorse sulla viabilità. Stiamo pensando anche, abbiamo già definito con la provincia verso la quale nella persona del commissario e del dirigente va il mio sentimento di ringraziamento per essere stati disponibili comunque a riprendere il discorso della piscina che pur se provinciale era in territorio di Cammarata ed era molto frequentata non solo dagli abitanti di Cammarata San Giovanni ma dagli abitanti dei paesi vicini. Abbiamo puntato anche, a proposito di centro storico, a regalare le case a tutti coloro i quali vogliono abitare in Cammarata e a tutte quelle giovani coppie che hanno difficoltà finanziarie. È rivolto principalmente a loro questo pensiero, oltre che per motivi turistici. Stiamo puntando a rilanciare tutti i prodotti del territorio. Noi abbiamo qui formaggi che sono veramente il fiore all'occhiello della provincia di Agrigento e non solo. E abbiamo un progetto molto ambito che mi riservo di parlarne quando comincerà a essere concreto. Stiamo puntando anche a ristrutturare tutta quella che è la macchina amministrativa. Già ci stiamo muovendo, ripeto, discretamente bene, la gente è molto attenta, la gente saluta positivamente questo impegno dell'amministrazione, alla quale amministrazione e maggioranza rivolgo un ringraziamento per la collaborazione concreta che mi viene data. Un ringraziamento anche agli uffici e per quel che mi riguarda devo ringraziare principalmente, non per ultimo, i cittadini che ci sono molto vicini e responsabilmente capiscono in che difficoltà versa il Comune di Cammarata.